saluto anche a tutti coloro che sono collegati. Vedete che la formazione oggi è un attimo cambiata, perché c'è la dottoressa De Silvestro, alla quale poi passerò la parola, che è qui come graditissima ospite, ci parlerà poi di tutta la partita del plasma, delle cure con il plasma e quant'altro. Però prima vi do, come di consuetudine, il bollettino e diamo un aggiornamento dei dati. Totale tamponi ad oggi processati in Veneto sono 677.092, sono 7.004 più di ieri. Le persone in questo momento in isolamento sono, scusate, non avete ecco perché non lo trovavo. Il numero dei positivi sono 19.154, sono 2 in più di ieri, quindi capite che l'incidenza è bassissima dei positivi sui tamponi processati. I ricoverati in area non critica sono 382, meno 3 rispetto a ieri, dei quali 110 positivi. 82, solo 110 sono ancora Covid. Le terapie 29, dei quali solo 6 sono Covid, sono ancora positivi. I morti in totale sono 1918. Il dato è invariato, c'è un paziente però che purtroppo ha perso la vita di schiavonia, che è stato caricato stamattina, quindi lo troverete stasera nel bollettino delle 17. Ho chiesto proprio stamattina in videoconferenza al dottor Scibetta ed era un paziente che è stato caricato nei dati statistici in ritardo, quindi vi avviso già che ne trovate più uno stasera. E dei quali ovviamente morti in ospedale 1377. Dimessi sono 3380, sono 76. C'è arrivato, tra le tantissime robe che sono arrivate, ce n'è una di bella, la signora Maria Anna Valenza di 100 anni, 3 mesi e 12 giorni, è guarita dal Covid, dal tampone negativo, quindi quindi ci teneva a segnalarlo, ci ha scritto la figlia, ringraziando e contenta, questo merito, esattamente 100 anni, 3 mesi e 12 giorni. Signora Maria Anna Valenza, è la casa di riposo di Vicenza, è guarita dal Covid, secondo tampone negativo, quindi hanno fatto festa. Le dirò, ma lo sa meglio di me la dottoressa De Silvestro, che abbiamo parecchi pazienti che sono guariti e sono pazienti che hanno età importanti rispetto a quello che si possa pensare. Allora, per dare un minimo di ordine ai lavori, adesso vi dico un paio di riflessioni rispetto a quello che stiamo facendo. Mi rendo disponibile per le domande in maniera tale che poi passo la parola alla dottoressa Del Silvestro e resta lei appunto protagonista di questa conferenza stampa. A me interessava dire questo, che stiamo portando avanti tutte le linee guida, di fatto le abbiamo chiuse tutte, quindi abbiamo tutta la partita dei teatri, che sapete, dei cinema, dei locali di intrattenimento, quindi delle discoteche, del tema dei casinò e delle sale da gioco. Stiamo attendendo una convocazione da parte del governo per capire cosa si fa rispetto a queste linee guida. Vi ricordo che abbiamo ancora in piedi la 03, e quindi 0-3 anni che noi vorremmo attivare nei centri estivi, insomma, come servizio. Avete visto che bene sta funzionando il 3-17, implementata bene, diciamo, e quindi c'è una bella risposta che stiamo dando alle famiglie.
E dico che siamo ancora in piedi con lo 0,3 ed è scandaloso che nonostante siano passati 10 giorni e con le linee guida approvate all'unanimità da tutte le regioni, ancora a tutt'oggi, in virtù, a questo punto è bene dirlo, di un dibattito interno tra ministri al governo, non si sono date delle risposte. Per quanto riguarda gli spostamenti, vi confermo la mia posizione di assoluta contrarietà nel chiedere o imporre limitazioni a chi viene in Veneto. Io penso che sia fondamentale che ci sia la libera circolazione. Nella responsabilità ci sono delle regole da rispettare, che sono quelle dei dispositivi. Ecco, qualcuno cerca di dare interpretazioni non giuste alle scelte che abbiamo fatto con le ordinanze. Vorrei ricordare che il dispositivo, ovvero la mascherina, oggi viene utilizzato il dispositivo secondo le regole previste dal DPCM, quindi non c'è nessuna volontà di fare prove muscolari o di fare i primi della classe. Vi ricordo che il DPCM prevede ambienti chiusi oppure all'aria aperta quando non c'è distanziamento sociale, quindi c'è assembramento. Per quanto riguarda in generale le attività negli spostamenti, auspico che si risolva la partita della Grecia. Ho visto che i greci dopo le dichiarazioni sono partiti da tutto chiuso, sono degli appestati, poi hanno ridotto il numero delle regioni, dopo hanno detto fino a luglio, insomma un passetto alla volta. Spero che i greci tolgano questa idiozia di regolamentazione, e io non devo andare in Grecia, ma lo dico per un fatto anche di giustezza, visto e considerato che è bene ricordare che la Grecia si trova in area Schengen, non è solo in Europa, è anche in area Schengen, a differenza della Croazia. La Croazia ha aperto a tutti, la Grecia, e non è in area Schengen, c'è ancora la dogana in Croazia, la Grecia è in area Schengen e non apre a tutti, quindi è anche, come si può dire, è anche incomprensibile questo atteggiamento. È vero che il tema della chiusura delle frontiere resta una competenza esclusiva degli Stati membri, ma è altrettanto vero che siamo in Europa e l'Europa dovrebbe gestire, diciamo, queste movimentazioni anche da un punto di vista sanitario. Io non aggiungo altro e voglio passare la parola alla dottoressa Del Silvestro. Se avete domande per me, se no passo subito la parola. La vicinanza, tra l'altro, mi aveva già dato di gomito. Alba, poi vediamo. Sì, buongiorno Presidente. Prego. Ieri abbiamo assistito a delle scene abbastanza ad effetto sui treni, a bordo dei treni. Treni sovraffollati, tanto che la Polfer ha dovuto far scendere i viaggiatori in esubero a Treviso. A Venezia file da stadio. Francamente si ha l'impressione che siamo passati dal lockdown alla ressa da stadio, nel senso che lei ci aveva parlato di un'interlocuzione con Trenitalia, con Ferrovie dello Stato, però sembra che questo non abbia avuto effetto. Ma guarda, io dico che ho visto anche questa mattina l'assessore De Berri è invitato qui domani, quindi vi parlerà e vi darà anche le ultime notizie di giornata domani mattina. Vi dico che questo è l'effetto, da un lato, ed è quello più importante, della riduzione della capacità dei treni, perché sono state ridotte queste capacità del 50%, questo lo sapete meglio di me. Quindi se tu riduci il 50%, per avere la stessa capacità di trasporto devi raddoppiare i treni del 50%, devi raddoppiarli. Dall'altro c'è anche voglia di muoversi e quindi è inevitabile. Noi dobbiamo evitare che si creino assembramenti e disservizi. Lo stiamo sollecitando Trenitalia, mi sembra di capire che Trenitalia sia in grossissima difficoltà su questa partita, è nostro interesse che i veneti trovino un treno a loro disposizione. Sappiamo con certezza che treni per tutti non ce ne sono se si continua con il 50%, penso che sia ragionevole pensare che, come accade in qualsiasi altra realtà, fuori dal trasporto pubblico locale, quando non c'è distanziamento sociale si usa la mascherina, giusto? Perché vai al supermercato, vai al bar, vai da qualsiasi parte e usi la mascherina. Io penso che bisogna rivedere anche le regole del trasporto pubblico locale, perché con questo sistema, quando riapriranno le scuole, il caos totale.
C'è già adesso il caos, sarà totale, planetario. Quindi domani c'era la Sole De Berti e vi darà anche le ultime notizie dalle interlocuzioni con Trenitalia. Scusi, cosa intendi? Intendo dire che in treno, io faccio parte di quelli che pensano che si possa avere un treno con la capacità dell'omologazione, quindi standard, con la mascherina. Cioè, adesso oggettivamente, guardate, in questa sala voi siete seduti uno a fianco all'altro ma avete la mascherina. Come in aereo, come dappertutto. Se no, gli aerei, c'è qualcuno che adesso avanza anche tutto il ragionamento degli aerei, ok, però rendiamoci conto che vuol dire che il sistema implode, è inevitabile. A volte i treni si riempiono, c'è anche gente in piedi. Rispetto a questo rischio... Scusa collega, ma noi di solito andiamo per Sì, ordine. no, era per il tema. Sì, guarda, allora io penso questo, penso che i treni sono i mezzi di trasporto che hanno un'omologazione, per cui deve essere aspettata l'omologazione, nel senso che tutti i mezzi di trasporto hanno un'omologazione, i posti seduti e i posti in piedi, cioè proprio rientrano nell'omologazione, punto, quello deve essere il rispetto. E appunto Tosato doveva concludere, poi toccava l'avanzare. Sì, un'altra domanda che riguarda invece domani. Domani c'è questa manifestazione del 2 giugno del centrodestra nazionale, al quale lei ha detto che non può partecipare per via degli spostamenti extra regione. Però in Veneto ce n'è una alle 11:15 in piazza Ferretto a Mestre. Lei parteciperà? Noi abbiamo una videoconferenza e cercheremo di far combaciare tutte le cose. Quindi ci sarà. No, non ho detto questo, tutti i giorni mi domandate la stessa roba. Se lei ci dà... Avrete la mia foto con le bandiere, vedrete che ce l'avrete. No, se lei ci dà una risposta definitiva non glielo chiediamo più. E io voglio che me lo chiediate anche domani. No, ma guardate, io la manifestazione la sostengo. Ho visto l'orario e l'orario per noi è proibitivo perché in quella fase della mattina voi sapete che siamo con la solita videoconferenza eccetera, ma non c'è problema, troveremo il sistema per risolvere il problema. Dopodiché c'è anche il tema degli assembramenti, per cui è fondamentale che siano, ovviamente, che tutti noi dobbiamo gestire con oculatezza questi passaggi. Alda. Presidente, buongiorno. Sul tema ancora dei trasporti, lei ha mandato questa lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri e l'ha mandata per conoscenza anche ai parlamentari, deputati e senatori veneti, in modo che il tema sia sostenuto a livello parlamentare. Ha avuto risposte? No. Neanche da parte del Ministro dei Trasporti? No, al momento no, Alda. Considerate che noi sul fronte del trasporto pubblico locale sappiamo che si sta creando una voragine sul bilancio di oltre 100 milioni di euro, perché questo è quello che sta accadendo. Quando lei diceva ieri e oggi ribadiva Trenitalia, abbiamo l'impressione che sia in forte difficoltà, e ieri ci diceva appunto che rischiano di non arrivare i treni, 78 treni che dal 2019 al 2023 erano attesi qui. Ha qualche segnale in più, ha qualche notizia in merito o No. è solo una percezione? È una percezione che però va a cozzare con quello che sono poi i risultati finanziari di tutta questa partita, visto e considerato che io ho visto, mi sembra che ieri ci sono state 23 corse supplementari, però stiamo sempre pensando di svuotare il mare con un secchio, cioè non funziona così, cioè bisogna tornare alle capacità di prima, con la messa in sicurezza, e prendere atto che è così, anche perché oggi materiale rotabile, come lo chiamano loro, cioè treni in più non ce ne sono, cioè non è che se ci fosse un parco macchine dice boh, facciamo i vagoni, facciamo i treni raddoppiamo i vagoni nei treni, li allunghiamo, non so, queste robe che ci vengono normali nel pensiero non esistono perché non c'è il materiale. Il tema che non ci siano più treni vale ancora di più per il Canal Grande, cioè si possono anche raddoppiare o triplicare i vaporetti, ma certo. Fisicamente non ci stanno. Altro aspetto. Quindi la sua proposta, ripristiniamo la capienza dell'omologazione, che ne so, 200 Mascherina, posti, mascherina. 200, si può fare. Dal punto di vista sanitario non ci sono rischi, dice? Ma questo lo dobbiamo far dire ai sanitari, io penso che però debba essere affrontato, perché se passa questo principio vuol dire che allora tutto quello che è assembramento gestito con la mascherina non funziona più. Ce lo diranno gli esperti poi, no? Però
penso che per la proprietà transitiva sui luoghi, fra l'altro mi ricorda Bottacin che a 1 metro di distanza sui luoghi di lavoro si sta senza mascherine in virtù di un accordo nazionale dal 13 di aprile quell'accordo. Vi ricordate i codici Ateco? 10 aprile, poi fecero l'accordo il 13. Quindi fra l'altro è giusto quello che dice Bottacin, a maggior ragione, se in fabbrica puoi stare a 1 metro senza mascherina, a 1 metro con la mascherina ci puoi stare in un mezzo pubblico. Ci stiamo anche in auto con la mascherina. Io ieri sono andato via 4 persone in auto non conviventi con la mascherina e oggettivamente l'abitacolo, una macchina fra l'altro piccola, non è che ci desse più spazio di un treno o di qualcos'altro, quindi ci sta. Emiliano. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Chiedo, Presidente, un veloce commento. Quando dovevamo indossare la mascherina abbiamo fatto un po' di capricci, adesso che possiamo toglierla ho notato, almeno è una mia impressione, ce l'hanno su tutti. Quindi chiedo, è paura o ormai è diventata una consuetudine, un'abitudine, quindi ormai vivremo sempre con questa mascherina? Grazie. Ah, guarda, se funzionasse così direi uscite, fate casino, riempite le piazze, così tutti stanno a casa, no? No, io penso che ci sia giustamente il senso di responsabilità dei cittadini e non deve neanche passare l'idea che Zai ha tolto la mascherina. Zai ha applicato la legge che dice che la mascherina la porti nei locali chiusi, il supermercato, la farmacia, l'ufficio postale, insomma dove ci vai, e anche se vai al ristorante che si entra con la mascherina, la mascherina viene tolta nel momento in cui ti sei seduto al tavolo. Se ti alzi per andare in bagno ti metti la mascherina e vai in bagno con la mascherina. E nei luoghi aperti dove c'è assembramento, le code, per dare un'idea, no? Se vai a passeggiare non serve la mascherina. Sarà un accessorio che ci porteremo insomma per qualche mese ancora in borsa, in tasca, e dopodiché pian piano lo abbandoneremo. Ok? Grazie. Non ho visto Alda. Prego, Alda. Solo un chiarimento tecnico. Ieri ci siamo lasciati, ieri mattina, con 1917 vittime e c'era stato il collega della RAI che aveva fatto il confronto con il disastro del Vajont. Poi in serata sono diventati 1919. Ovviamente adesso, essendo calata la curva dei positivi, la curva dei decessi, andiamo anche a cercare dove può essere successo. Il fatto che la vittima registrata ieri non fosse attribuita a nessun ospedale, quindi era casa di riposo? Sì, non ospedaliero, ma Ok. possiamo anche dirvi chi è. No, era per una... No, chi è? Sarà una casa di riposo. Grazie. E sì, adesso ovviamente andiamo in maniera molto chirurgica e microscopica a vedere tutti i dati. Allora, la dottoressa De Silvestro, C'era un ultimo chiarimento di Filippo. fai Scusa. tre riprese. No, un dettaglio Presidente. Prego. L'eventuale decisione sui treni, a chi, cioè, tu hai fatto questa proposta. Ci sono delle linee guida nazionali per i treni. Appunto. Io penso che a livello nazionale porrò la questione ai colleghi governatori per dare senso compiuto a quello che ho detto, sia quello di riaffrontare questo tema. Ripeto, giriamo in auto con non conviventi, quindi estranei, in 4, in 5. Io se penso ieri sera la macchina piccola era omologata per 5, cioè dovevamo stare senza e avevamo la mascherina, eravamo in 4 e non in 5, ma avevamo la mascherina. E quindi penso che qualche ragionamento deve essere fatto, non possiamo accettare che ci siano, diciamo, assembramenti in attesa di arrivi di treni di seconde corse, di terze corse, di quello che abbiamo. Cioè, però ho anche l'impressione, onestamente, che molti treni non siano stati proprio così perfettamente rispettosi del previsto, no? Perché poi, visto il casino, immagino che più di qualcuno sia riuscito a salire dalle notizie che abbiamo in barba, diciamolo così, alle regole ferree. Ma insomma, ci sta la mascherina. Oh. Bene, se non avete altro da aggiungere, Prego, Presidente. guardate, io ho atteso tanto di poter avere questo giorno, no? La dottoressa De Silvestro è l'artefice di tutto quello che è il dibattito sul plasma.
è l'unica che può darci dati rispetto alle cure fatte in via assolutamente sperimentale. Vi ricordo che noi eravamo uno dei 300 assieme a Pisa, Pavia e Padova. Abbiamo un'esperienza, magari poi la dottoressa ve lo dirà, di plasmaferesi che è ultradecennale. Facciamo 50.000 persone all'anno che si sottopongono a plasmaferesi. Lei sa dirci tutto su quello che è il plasma, la cura con il plasma, le cure sperimentali, il numero di pazienti che ha avuto. La dottoressa De Silvestro è primario dal 2003, se non sbaglio, e attualmente è direttore del servizio di immunoematologia e trasfusionale dell'azienda ospedaliera di Padova. Le passo la parola. Lei vi racconta un po' di questa esperienza, in prospettiva delle proiezioni, poi a disposizione per le domande. Lascio posto. Certo, è tutto suo. Troppo onore. Buongiorno, buongiorno. Se vuoi togliersi la mascherina faccio pure. Si permetta che le avvicino, così sentono meglio le televisioni. Grazie. Va bene, la storia del plasma la conoscete un po' tutti. Il progetto è partito a Padova, è partito come idea all'inizio di marzo, quindi circa 8-10 giorni dopo che era esploso tutto il coronavirus nella nostra regione. Vi dirò che noi seguivamo già a quel tempo, prima ancora che qui si presentassero i primi pazienti, quello che facevano i colleghi cinesi, perché la cura con il plasma iperimmune non ce la siamo inventata, l'hanno sperimentata tantissimo tempo fa altri, e anche i cinesi, quando hanno avuto la loro esperienza, hanno cominciato a raccogliere plasma dai soggetti guariti. All'inizio di marzo abbiamo proposto questo progetto in direzione e poi dalla direzione siamo passati al Comitato Tecnico Scientifico Regionale che ci ha dato il via per partire. Quindi è partita la stesura del protocollo. Vi spiego questi passaggi perché uno dei quesiti che mi hanno posto in questo periodo è perché siamo partiti poi così tardi con la cura. Perché l'allestimento di un protocollo sperimentale richiede tempo, richiede passaggi autorizzativi e richiede anche il fatto di avere a disposizione quei laboratori che sono in grado di eseguire quei test che noi andiamo poi a fare, cioè la ricerca degli anticorpi in particolare. E a quel tempo eravamo a stadio zero. Inoltre questi test che sono necessari da fare richiedevano anche dell'expertise che non tutti hanno e da noi c'era soltanto il laboratorio di microbiologia che sempre a quel tempo era ovviamente sovraccaricato dall'attività per i tamponi. Il tutto ha portato a un'approvazione del protocollo alla fine di marzo e abbiamo cominciato praticamente a raccogliere il plasma all'inizio di aprile. Anche questo è un passaggio che abbiamo dovuto aspettare, man mano abbiamo continuato, man mano che si presentavano i donatori guariti, perché anche questi erano tutti ex pazienti che hanno avuto la necessità del tempo per ammalarsi, guarirsi e poi il tempo tecnico che passasse per poter raccogliere il plasma. Detto questo come premessa, il progetto è partito quindi all'inizio di aprile e abbiamo cominciato a raccogliere plasma e anche ad arruolare pazienti. E anche questo è stato un passaggio che ha portato in là nel tempo quando non avevamo più quella massa critica di pazienti che erano presenti in ospedale, ma avevamo soprattutto la coda dell'epidemia e con i pazienti particolarmente impegnativi. Da allora ad adesso abbiamo arruolato 23 pazienti. Alcuni di questi sono casi assolutamente compassionevoli, quindi che non rispondono ai criteri di valutazione di efficacia o meno, però di fronte a un paziente che sta male e che potrebbe beneficiare del plasma è chiaro che nessuno si sottrae e si prova. E 23 pazienti e sono stati colti soprattutto in terapia intensiva. Oltre la metà di questi sono stati trattati quando già erano in terapia intensiva, quindi in ventilazione assistita. Una parte, soltanto la minima parte è stato trattato in terapia medica, infettiva, comunque in reparti medici, e
un altro terzo dei pazienti è stato trattato in terapia subintensiva, quindi mediamente molto più gravi rispetto anche alla corte di pazienti che è stata studiata a Pavia e di cui probabilmente avete già sentito parlare anche relativamente ai risultati. È proseguito poi l'arruolamento dei donatori, perché già all'inizio, ma soprattutto dopo il richiamo da parte del Presidente a donare il plasma per questi pazienti, abbiamo avuto una grande offerta di donatori disponibili per essere arruolati. L'altro punto critico è il dosaggio degli anticorpi. Non tutti i donatori sviluppano anticorpi in quantità notevole e noi per poter fare una terapia efficace abbiamo bisogno che la quantità di anticorpi neutralizzanti, cioè quegli anticorpi che sono in grado di inibire l'ingresso del virus all'interno della cellula, quindi l'infezione, deve avere un titolo, si dice, modalità di misurazione superiore a 160. Ora dai nostri test effettuati circa il 50, poco più del 50% ha un titolo superiore a 80 e solo un 33% ha un titolo uguale o superiore a 160. E questo allora, poco più di 50, il 50% ha un titolo superiore a 80 e solo il 33% ha un titolo superiore a 160. 80 o 180? 80 il 50%, il secondo step 30%, 160. Questo significa che non tutti hanno una quantità di anticorpi sufficiente per poter fare con il loro plasma una terapia efficace secondo quello che ci siamo prefissati. E raccogliamo comunque e l'intenzione è anche di recuperare anche quelli che hanno un titolo inferiore a 1,80. Perché questo? Perché l'intenzione è di trovare poi la maniera di utilizzare questo plasma, e sappiamo anche già più o meno come si potrà fare, per poter concentrare questi anticorpi e quindi renderli disponibili in una forma fruibile dal punto di vista terapeutico. La risorsa dei donatori non manca, le persone guarite sono tante, ma è altrettanto notevole, diciamo, la disponibilità da parte delle persone. Quindi questo è in linea di massima il punto a cui siamo arrivati. Posso chiedere? Allora, cominciamo le domande. Mi conosciamo Prigione, Emiliano, collega che Beppe Castellano, Lantan e laggiù. Allora, dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle quanti donatori siete riusciti ad arruolare fino adesso e quanti hanno un titolo anticorpale utile? Allora, Usate il microfono per cortesia. No, va bene. allora, i donatori che noi abbiamo, cioè le persone che hanno già donato, in totale sono nel Veneto, cioè quindi Padova, con tutta l'esperienza pregressa, recentemente sono aggiunti poi gli altri dipartimenti della regione, sono 200, 199 per la precisione. Le donazioni effettuate questa mattina, quindi non comprende i dati di oggi. E queste sono distribuite prevalentemente su Padova, però sono attivate molto rapidamente anche Verona e adesso si stanno attivando Treviso e Venezia. E da ogni donatore noi ricaviamo 3 unità terapeutiche, quindi ad oggi noi abbiamo conservate nei nostri freezer 481 unità terapeutiche e ne abbiamo trasfuse già, quindi date già ai pazienti, 101 unità. 101 unità per 23 pazienti trattati, voi capite che con un donatore io non riesco a trattare un paziente, quindi ho bisogno di almeno un donatore e mezzo, brutto da dire, però è così, per poter fare la terapia a un singolo paziente.